provo a raccogliere le idee, amici bellini. Io sono andato a dormire praticamente con quasi l'ufficialità di Spalletti alla Juventus, quindi mi sveglio che bisogna parlarne e quindi lo faccio con molta calma. Cominciamo. Do il benvenuto a Michael Cecere e ringrazio tutti quelli che nel frattempo si sono visti la reaction. C'è molta, c'era noia, ma c'era la voglia e il bisogno di vincere quella partita. Domani facciamo analisi. Vi invito ad iscrivervi al canale, se vi va, di lasciare un like. È un canale che nel tempo è cresciuto moltissimo. Io vi lascio qui, non lo so se funzionano ancora le schede, vi lascio qui un vecchio video 6 anni fa. E voi scrivete Sarri alla Juventus, azzurro fluido, esce ancora questo video, uno dei miei video più ispirati a livello tecnico, perché c'è me stesso di contraltare, faccio delle cose che sembra Ritorno al futuro. Un video che ha avuto solamente 779 views, compreso me che l'ho rivisto. Quindi non se l'è visto nessuno quel video, e se avete voglia, alla fine di questo andatevelo a vedere, perché prima di tutto è sfizioso, uno sfizio mio, proprio un contenuto che non ha visto nessuno. A oggi i video, se non arrivano a 7000 views mi sento ma vuol dire che ho floppato. Quindi ragioniamo sulla crescita. Crescere è l'unica cosa che conta, continuo a portare il mio slogan avanti. Vedrete un fluidino che parla anche diversamente, perché nel frattempo, quando uno poi cresce, il modo di comunicare cambia e cambiano anche le idee. Io ad oggi uno Spalletti alla Juve, visto che ho vissuto un grande dolore per Sarri alla Juve, oggi Spalletti alla Juve quasi non mi fa effetto. E questo ci tengo a dirlo subito, nel senso che non mi sento tradito, non mi sento che sto male, sono abbastanza tranquillo. Più che altro ho un sogno e ve lo faccio vedere subito. Io prima di andare a dormire ho chiesto al mio grafico Umberto Livello se mi sposto, lo vedete, il sogno è questo qua, cioè una scena, perché poi noi in panchina adesso abbiamo un fenomeno della comunicazione, nonostante in Italia vogliono farci credere che ha sbagliato tutto, sbaglia la comunicazione. Signori, dobbiamo capire il perché lui dice de certe cose. Se pensiamo, lo fa per lamentarsi, Conte sta avanti 1000 anni e Conte è uno che logora quelli che non ce l'hanno. Immaginate come si crea un altro livello anche di spettacolo, perché poi noi ricordiamo quella scena mitica di Spalletti che insegue Allegri per dargli la mano dopo un 5-1. Immaginate se il Napoli batte la Juventus di Spalletti e vediamo una scena del genere. Conte immagino che non lo farà, però nella nostra mente si aggiunge un altro livello di soddisfazione, di emozione, di paura, e visto che è uno sport, è uno spettacolo, dobbiamo avere anche queste emozioni. Poi io mi rendo conto, sta girando questo passaggio del libro di Spalletti, perché poi si può parlare di tatuaggi, si può parlare delle sue parole, del fatto che lui avesse detto non andrò mai ad allenare nessun'altra squadra. Qua in questo passaggio sottolineano ADL pretese anche l'aggiunta di una penale da pagare qualora fossi andato ad allenare un'altra squadra nei successivi 12 mesi. Qualcuno mi fece notare che il motivo per il quale desiderava inserire quella clausola era il timore che potessi raggiungere Giuntoli alla Juventus. Fosse vero, sarebbe l'ennesima dimostrazione che aveva capito poco dell'uomo con cui aveva a che fare, perché Spalletti all'epoca non aveva questa intenzione, almeno quello che ci dice lui e quello che aveva detto anche da Fabio Fazio. Qua li vedi? Allora, fammi vedere, se ti chiamavano i Backstreet, tu sei un musicista, se ti chiamavano i Backstreet Boys che non ti piacciono, fammi capire, ci saresti andato o no? No, vedi, il paragone è leggermente diverso. Non stiamo parlando dei Backstreet Boys.
Basta, hai detto, è un'esperienza talmente forte che quella te la sei voluta tenere per ultima, insomma. Sì, me la sono voluta tenere per ultima, poi sono successe delle dinamiche che insomma poi ho. Ma è vero che tu non sarei andato ad allenare nessun'altra squadra? Certo che non sarei andato ad allenare nessun'altra squadra, no. Quando uno è stato in quel contesto lì, ha vissuto delle partite da allenatore, ha indossato la maglia nel Diego Armando Maradona, diventa difficile poi tornarci da avversario. Prima di tutto diventa difficile, non significa è impossibile, non succederà mai. Poi si capisce dalle scelte delle parole che dice non sarei, cioè in quel momento, subito dopo. Nel frattempo sono passati 2 anni, sta passando il secondo anno di Conte, 3 altri allenatori, uno scudetto, un'annata tragica, è passata una nazionale che sembrava si potesse riprendere con Spalletti e poi Spalletti viene cacciato di brutto dall'Italia dopo brutte prestazioni. E sono passate di cose, come sono cambiato io anche a livello di content creator, e certe cose che magari mi vengono da dire evito perché so che vengo guardato da tifosi giovani, so che vengo guardato anche dai giocatori stessi, e quindi si cresce, si può anche cambiare. Nel frattempo quel passaggio che vi ho fatto vedere prima, ce n'è un altro. Ce n'è un altro che mi gira, Francesco del gruppo Telegram, che ha comprato il libro di Spalletti, e c'è questo passaggio qua che io vi faccio vedere. Feci subito presente la mia volontà assoluta di non sedermi su alcuna panchina di club nella stagione successiva. Quindi lui non è che dice io non allenerò mai, ovviamente noi vogliamo sentire quello, vogliamo sentirci quello, e Napoli è così. Napoli ti fa dire delle cose nel momento in cui la vivi che sono anche, vanno anche oltre quella che è il doversi misurare la palla, che ti potrebbe evitare degli imbarazzi in futuro. E invece Napoli è così. Napoli ti coinvolge talmente tanto e ti trascina con il suo amore, con la sua passione, che ti fa dire delle cose che poi dopo ti confronti con la realtà e hai detto una bugia. Adesso ce lo ritroveremo, e forse non con la tuta, perché lui disse non voglio mettere la tuta di un'altra squadra, e la Juventus utilizza giacca e cravatta. Ecco perché poi Sarri non andava bene lì. Poi c'è un altro livello. L'amico Alberto Talotti mi gira questa storia di Angelo Forgione, che pure aveva condiviso quel passaggio di Spalletti da Fabio Fazio. Vi faccio vedere questo qua, tale Luca Ortelli, che io ho visto ogni tanto, però a quanto pare è uno di quegli urlatori che io non sopporto, di conseguenza non leggo, non seguo. E questo è un passaggio in Rai, cioè la Rai invita Ortelli l'urlatore per commentare questa storia di Spalletti alla Juve. Lo accogliete Spalletti se arriva? Lo accogliete? No, io Spalletti fin quando avrà quel tatuaggio nel Napoli non può mettere il piede dentro la continassa. È un messaggio molto chiaro, senza alcuna... Questo volevo fargli dire. Questo volevo fargli dire, Paola Ferrari. Cioè, allora voi volete cavalcare questa roba là, volete per forza creare sempre più divisione, sempre più un substrato di razzismo dilagante, strisciante. Invece no, io vorrei evitarlo. Noi abbiamo un direttore sportivo che ha il tatuaggio dei drughi e onestamente ce lo pigliamo, non fa niente. Cioè, se noi stiamo dimostrando di andare in avanti ed evitare sempre quella cosa, no, se tu sei bianco-nero non ti posso sopportare, se io sono napoletano azzurro tu non mi puoi sopportare. Abbiamo Conte in panchina e Conte non ha bisogno di un tatuaggio della Juve per dimostrare che lui, o per ribadire quanto lui sia juventino nell'anima. Ma cosa vuol dire? Nel momento in cui si siede sulla nostra panchina, al di là dell'amore che possa avere per i napoletani e per i nostri colori, lui farà di tutto, si immolerà per vincere per se stesso e di conseguenza per noi. Quindi noi dobbiamo solamente sperare di incontrare Spalletti sul campo e di fargli una testa così calcistica, sperare che lui insomma abbia perso un pochino quello smalto e quella brillantezza che ha avuto con noi, e di toglierci un'ulteriore grande soddisfazione e lasciare a loro l'imbarazzo di sapere che c'è un tatuaggio del Napoli che gira per la continassa, che è pure diverso
diverso da quello che si fece Pioli, perché Pioli si è tatuato solamente lo scudetto e non lo stemma del Milan, quindi Pioli può andare in giro, quello è il suo scudetto che lui ha vinto, ma non ci sono i colori del Milan, mentre Spalletti ha fatto l'errore di mettere lo scudetto e lo stemma del Napoli sotto pelle, quindi adesso tocca a lui conviverci e dimostrare ancora una volta che alla fine per noi tifosi questo va oltre, il calcio va oltre quello che è un semplice sport, la semplice partita è una fede incrollabile, ci possono fare del male i tifosi, ci possono fare del male i calciatori, i dirigenti, gli allenatori, stiamo male se una partita non va a buon fine, se un calciatore dice una parola fuori posto, anche se ci fanno delle cose gravissime, noi continuiamo a seguirli e ad amarli anche se ci sentiamo traditi. Questo è il destino dei tifosi, mentre per loro, e dobbiamo accettarlo, è un lavoro a tutti gli effetti. Allora anche se tu hai detto no, io quell'azienda, lo disse Capello, vi ricordate Capello pure, non allenerò mai, e poi andò subito dopo, quindi non è neanche niente di nuovo, è semplicemente uno che passa dagli uffici dell'Apple agli uffici di Google, e sono grandi avversari, sì, Samsung, però con l'iPhone, però intanto l'iPhone si compra gli schermi da Samsung e alla fine devono fare è un business, e io non, andando oltre addirittura, ci saranno anche delle partite che non dico che si decidano a tavolino, perché poi perdiamo la magia del calcio, dove però se potessimo stare nel cervello di alcuni dirigenti, quali possiamo perdere 3 punti, qua va bene anche il pareggio, qua diamoli 3 punti a loro che ci conviene poi per il futuro, mentre noi stiamo male sempre, quindi non ci arriviamo, non ci arriveremo mai. In conclusione, io capisco quelli che si sentono un po' traditi, ma come ti abbiamo dato anche la cittadinanza onoraria? Ecco, probabilmente una cosa che mi sentirei di dire, facciamo un po' più di attenzione a dare la cittadinanza onoraria dopo poche cose, cioè no poche cose, perché comunque quello scudetto non è poca roba, però magari diamone di meno, diamole più in là negli anni, giusto per non far risentire i tifosi e i cittadini napoletani. Poi a me interesserà, perché come l'ho fatto con Sarri, così lo farò con Spalletti, di sentire se resta una certa coerenza. Sarri rinnegò completamente se stesso, disse bugie, disse no, quando parlavo di squadre a strisce intendevo il Milan, rinnegò tutte le accuse perché lui fece il dito medio, ricordate il dito medio con i tifosi della Juve, no, non erano i tifosi della Juve, insomma un'arrampicata di specchi continua che fu veramente fastidiosa. Io credo che Spalletti sotto questo punto di vista invece, se ci dovessero essere delle situazioni di acerbismo eccetera eccetera, secondo me lo sentiremmo schierato ancora. Se invece anche lui per il bene supremo di stare con quei colori e viene costretto suo malgrado o decide di cambiare anche la sua comunicazione e di rinnegare anche quello, si esporrà al nostro giudizio e noi con grandissima serenità giudicheremo quello che lui sarà. Sembra quasi che sai poco. Allora, da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere la vostra nei commenti, so che la mia community sarà matura, però sentitevi liberi insomma di dire quello che volete, sempre nel limite, pigliatevi la responsabilità di quello che dite sempre su internet, e fatemi sapere la vostra, perché ho letto un po' in giro di alcuni che hanno detto ma il professionismo, smettiamola di essere provinciali e di prendercela per queste cose qua, teniamo a conto in panchina, figurati se possiamo pretendere che Spalletti non vada alla Juve, e altri che hanno detto pensavo Spalletti fosse diverso e che veramente ci tenesse a non affrontarci mai, e invece aggiungiamo un altro livello, Umberto Livello, grazie, a questo campionato fatto di sfide allegri. Conte, poi il nuovo Chivu, però non c'è più Tudor, c'è Spalletti. Spalletti alla Juve e Conte al Napoli, chi l'avrebbe mai detto?